Countdown pressoché completato per la prima corsa della serata, imperniata sulla disputa del Città di Cesena, maschi e femmine. Primi Gran Premi della stagione del Savio 2020. Si inizia col premio Romagna Iniziative Cultura, prova per puledri di 2 anni. 1 Camille, Andrea Bigliardi, 2 Cambogia, Antonio Greppi, 3 Chapeau Free, VP dell'Annunziata, 4 Clivia di Poggio, Marco Stefani, 5 Cherry Top, Giorgio D'Alessandro, 6 Ceznia Daghi, Salvatore Valentino, in seconda fila 7 Costante Jet, Andrea Farolfi, 8 Cooper GV, Marco Basile, 9 Crack Stecca, Ale Gocciadoro, 10 Corsaro Nero, Andrea Guzzinati. Allenamento che si va gradualmente a completare. Leggermente arretrata Clivia di Poggio, si ritrae Ceznia Daghi, stacco della macchina, partiti. Dall'esterno Cherry Top impegna Chapeau Free, si getta di galoppo, sollecita di dentro Cambogia, sbaglia anche Crack Stecca. Buco della prima piegata, l'errore di Cambogia entrando in piegata. 2 errori importanti nei primi 150 metri di corsa. Chapeau Free che si ritrova così al comando dalla seconda fila, veloce Corsaro Nero lungo i birilli Camille, i 200 d'approccio in 15,8, frutto degli errori iniziali di un paio dei più attesi. Chapeau Free che replica la presenza di Corsaro Nero all'esterno, 32 sul piede dell'1,20, 400 metri iniziali. Si va sulla seconda piegata con Chapeau Free che modera l'andatura alle sue spalle. Camille lascia al largo Corsaro Nero, il gruppo che si va disponendo a coppie con i 600 di gara passati in 49,4 davanti alle tribune. Pariglie con Cambogia che dopo l'errore iniziale è andata a cogliere la schiena di Corsaro Nero, ha nella sua scia Ceznia Daghi e Clivia di Poggio. Il ritmo decisamente lento imposto in avanti da Chapeau Free nell'ordine l'1,6 addirittura per il primo giro di corsa, 34 abbondante in seconda frazione. Si va a 700 metri dalla conclusione con Chapeau Free leader nei confronti di Corsaro Nero, aria in faccia che fornisce punto di riferimento a Cambogia, i 1000 iniziali in 1,22,8, viene via in terza ruota Ceznia Daghi che stana Cambogia, quale allarga su Chapeau Free e Corsaro Nero. 2 appaiati in testa alla corsa, inseguiti da Ceznia Daghi. Cambogia che dopo una dritta opposta in 15,6 mette la testa davanti a Chapeau Free, in mezzo alla pista Ceznia Daghi per le vie brevi. Camille abbozza Corsaro Nero a 200 metri dalla conclusione. Cambogia è a lato di Chapeau Free che prova a vendere cara a pella a 150 metri dalla conclusione, viene via Camille dalla corda. All'interno invece si infila Costante Jet nel tratto conclusivo, Costante Jet che viene a vincere nei confronti di Camille. Al terzo Cambogia in calo, Chapeau Free 2,9 il totale, 1,20,5 la media al chilometro. Si è materializzato nella parte terminale del percorso Costante Jet. Andrea Farolfi per Walter Zanetti nella versione allenatore, il colore del signor Vincenzo Gammella, il numero 7 sul tabellone al primo posto, al secondo l'1 di Camilla, al terzo il 2 di Cambogia. Questo l'ordine d'arrivo più che probabile della prima di Cesena.